Detto questo, prima di sentire nuovamente la voce bellissima di Giovanni Dell'Olivo, vorremmo sentire la vostra, se voi avete delle cose da chiederci naturalmente, o da criticarci, da insultarci va bene lo stesso, oppure da fare delle valutazioni sulle cose che abbiamo detto. Quindi non apriamo il dibattito perché fa ridere, ma diciamo che Silvano Visentini, sì, dico il nome perché lo conosco. Vabbè, sì. Ex portieri giovanili. No, a me pare un po' riduttiva questa critica, diciamo, riguardo all'utilizzo dei nuovi strumenti, nel senso che non è solo questione di cambio di abitudini. Secondo me, e io sono limitato all'idea della stampa, c'è un concetto oggettivo, cioè che è quello della conservazione della memoria. Io prima di venire qua sono andato a un anticipo alla libreria di Eile Menders, ho girato e trovavo libri degli anni 50 per caso interessantissimi, che oggi girando nel computer probabilmente non farei. Cioè c'è un aspetto di consumo del presente che un po' intimorisce la biblioteca, la conservazione della voce del passato. Cioè possiamo eliminare i libri stampati. Io vado alla Marciana e trovo un incunabole 300, qui invece una scarica elettrica mi brucia il computer e ho perso tutto. È vero che nel telefonino posso tenere centinaia di libri, però c'è qualcosa che riguarda l'oggettività come della memoria. Ecco perché in qualche maniera mi pare un po' paradossale, anche se trovo suggestiva l'idea che gli antichi si misurino sull'alta tecnologia. Però c'è un aspetto come di conservazione che mi preoccupa, forse perché sto diventando vecchio, non lo so. Grazie, poi magari qualcuno che vuole rispondere, forse Luca, su questo tema qui, però lo facciamo alla fine, dopo che abbiamo sentito delle altre opinioni, degli altri interventi se ci sono, altrimenti facciamo cantare il maestro Dell'Olivo. Il maestro De Luigi voleva lei intervenire, non mi pare che avesse alzato la mano. Non è vero, ma comunque posso intervenire, ma io sono d'accordo con Claudio, cioè bisognerebbe avere 6 vite per capire quello che succederà, perché nessuno aveva mai immaginato quello che poteva succedere o quello che è successo adesso. Quello che trovo però molto importante della tua prolusione è quella delle punturine, anzi io avrei preferito le freccette o le frecciate, ma le punturine va bene, sembra quasi però un'autocensura, quasi, beh sì, sono piccoli puntini. Invece io sono un assiduo lettore, tu lo sai, come diceva anche Claudio, e sono qualcosa di necessario, quindi secondo me è quel rapporto che dice Luca, che noi come uomini, come umani abbiamo ancora il desiderio del sentire il mezzo con la carta, però è anche vero che io usando l'iPad ho una sensazione molto piacevole, e cambiare, il toccare, quindi c'è un rapporto che diventa anche sensoriale. Questo secondo me va toccato, cioè va detto che cosa succede ai nostri sensi rispetto all'elettronica. Si amplificano, come diceva all'inizio Claudio, una nota rimane e può diventare eterna, infinita, oppure i nostri sensi invece vogliono interromperla e fare come diceva Monteverdi, che studiava quanto tempo di attenzione avevamo per la musica e faceva la musica in funzione dell'ascolto, dell'attenzione, perché noi ascoltiamo molto meno di quello che si pensa della musica, no? Claudio può dire molto di più di questo. Ecco, questo è il mio intervento, contento? Ma non avevo alzato la mano. Grazie. Salutiamo il professor Michele Gottardi, presidente uscente dell'Ateneo Veneto, che è venuto a trovarci, e gli dedichiamo subito una canzone.